Siamo pronti per andare a realizzare le arancine al prosciutto e besciamella. Ottima ricetta! Ciao a tutti amici della buona cucina, benvenuti su Basilico Channel. Oggi facciamo una ricetta davvero squisita, facciamo le arancine. Dopo diverso tempo, oltre 7 anni che sono su YouTube, ho deciso di fare le arancine. Volevo farvi vedere la mia versione, semplice, casalinga, facile per tutti. Quindi se non ancora avete fatto iscrivetevi, il giovedì e sabato partiranno sempre delle nuove ricette su Basilico Channel. Grazie a tutti e buona visione. Bene, per fare questa ricetta iniziamo a cuocere il riso. 500 g di riso, 2 g di zafferano, abbiamo 2 dati vegetali e poi aggiungeremo anche il sale. Andiamo a cuocere tutto in 1,5 litri di acqua in modo che questa ricetta ci permetta di fare un ottimo riso che sia, come si dice in siciliano, un kumusu, cioè praticamente un po' incolloso. E facciamo questa ricetta o il giorno prima di realizzare le nostre arancine o almeno 3-4 ore prima, perché dovrà raffreddare. Eventualmente vi consiglio di in ogni caso aspettare, anche se non avete 3-4 ore, e la ricetta comunque è facilissima e semplice da realizzare. Allora abbiamo messo in questo pentolino il riso. Nel mio caso sto usando il riso arborio, potete usare anche altri 2 tipi di riso, quello originario o il riso Roma, o direttamente comprate il riso adatto per fare le arancine. Bene, così abbiamo messo lo zafferano e tutto il segreto di questa ricetta è nell'andare a fare un riso ottimo e squisito, e soprattutto di riuscire a realizzare poi dopo, quando il riso sarà ben freddo, degli ottimi arancini. Possiamo usare anche lo stampo, il cosiddetto arancinotto, che ci permette di farli tutti uguali, ma ci possiamo anche divertire a casa a farli a mano, e vi faccio vedere entrambi le versioni. In questo video andremo a vedere anche la besciamella e andiamo a vedere tutto quello che ci serve. Poi mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like se vi piace, e questa è una ricetta sicura, ottima da fare a casa. E vi ricordo che i video su Basilico Channel sono il giovedì e il sabato. Il martedì di tanto in tanto, cioè ogni martedì, partono le live. Se avete domande o volete una ricetta in particolare, mi raccomando, scrivete sotto nei commenti. Bene, grazie, vi lascio alla musica e vediamo poi gli altri consigli.
Bene, abbiamo già abbastanza cotto il riso, la cottura sarà di 25 minuti e alla fine avremo questa ricetta che ci permetterà di andare a lavorare e fare queste ottime arancine. Così lo lasciamo un attimino ancora cuocere e se vedete io non ho aggiunto assolutamente del burro, ma lo vado ad assaggiare per vedere la consistenza com'è di sale. Bene, passiamo alla fase successiva. Stava appoggiato al petto di Gesù. Appoggiato al petto di Gesù. Bene, così una volta cotto il riso dobbiamo aspettare da 4 ore fino a un'intera notte e dopo andiamo a formare le arancine. Ora, sicuramente se siete siciliani avete visto che i vostri parenti, i vostri amici hanno gli arancinotti così chiamati o questi modellini, questi formini per fare le arancine sono ottimi perché così vi permetteranno di fare le arancine in modo uguale per tutti, ma anche li potete fare a mano, così vi spiego entrambi i modi di come andate a realizzare. Vi faccio anche vedere come fare la besciamella tipica per andare a riempire, fare il ripieno di questi ottimi arancini. Bene, andiamo a vedere come fare.
Siamo arrivati qui alla parte che ci permetterà di fare una bella crosta alla nostra arancina. Qui abbiamo il pangrattato, qui abbiamo dell'acqua, semplicemente 1 litro d'acqua, e mettiamo la farina. Non dobbiamo aggiungere niente, dobbiamo creare questa pastella in modo che non ci servirà nemmeno passarla nell'uovo. Allora, questa pastella è fatta da 500 ml di acqua, 600 ml di acqua e 100-120 grammi di farina. Questo è un po' il segreto per andare a fare delle arancine veramente buone. Allora, ci siamo. Qui abbiamo questi stampi che ci serviranno per metterli al forno. Ovviamente questa è la versione un po' nel frigo ancora da sudare, queste arancine al prosciutto. E vedete, adesso abbiamo qui la pastella, semplicemente 600 ml di acqua, 150-180 grammi di farina, e andiamo a immergere le nostre frittelle. Ovviamente questa pastella non la butterò, la lascerò in frigo e dopo sfrutterò questa farina e acqua anche per andare a realizzare un'ottima ricetta del pane. Come sapete, su Basilico Channel trovate oltre 30 ricette di pane e potete provarne. Adesso l'olio comincia a fare il birichino e così continuiamo. Questa è un po' più piccola perché era tra le ultime. Ovviamente se vi rimane qualcuna che non andate a friggere, potete tranquillamente congelarla e poi la potete anche scongelare e friggere, oppure la potete friggere e poi quando vi serve o quando c'è un'emergenza e non avete niente a casa, potete andare a passarla direttamente in forno se l'avete già fritta. Insomma, questo che vi voglio dire, che in Sicilia nel freezer, se andate a controllare, troverete sempre le arancine, se c'è l'usanza di farle a casa. Se c'è l'usanza di comprarle in paese, le troverete direttamente dove le vendono. Ovviamente i professionisti sono i pasticceri siciliani, i maestri della rosticceria palermitana, catanese, trapanese, ragusana, siracusana, agrigentina, messinese e non mi sono scordato a nessuno, ennese. E ogni posto, come il cannolo, come prende l'idea dell'arancina, ma ogni posto poi c'è dove l'arancina è più grande, dove è più piccola, dove si gradisce magari più formaggio, meno formaggio, più besciamella, meno besciamella, quindi varie ricette della stessa ricetta. Allora, aspettiamo un attimo e adesso andiamo a friggere tutto. Bene, tutto pronto. Adesso facciamo la pastella e andiamo a friggere. Mi raccomando, l'olio dovrà essere dai 100 ai 120 gradi, non dovrà essere molto caldo. State attenti, se eventualmente l'olio incomincia a impazzire, spegnete la fiamma e aspettate un po'. Eventualmente aggiungete un po' di olio freddo, così un po' si calmerà. Ma assolutamente state molto attenti e soprattutto non fate una pentola troppo piena d'olio, altrimenti potete rischiare qualche incidente in cucina. Se proprio non sapete gestirlo, spegnete la fiamma e mettete una coperta sopra, ma assolutamente mai andare a provare di addomesticare l'olio caldo con l'acqua, perché succede un disastro. Bene, andiamo a vedere come fare. Bene, così siamo pronti. Ovviamente abbiamo qui un piatto con della carta, per capirci, una carta che ci permetterà di asciugare l'olio. Quindi mettiamo le nostre arancine. Mi raccomando, l'olio 100-120 gradi, non dovrà essere stracaldo. E soprattutto dovete stare attenti, se vedete che l'olio comincia a uscire dalla pentola e prendete il panico, mettete il coperchio, eventualmente subito spegnete il fuoco se avete i fornelli a fuoco, coperchio, e eventualmente mettete una tovaglia di tavola, o se proprio l'olio non si vuole fermare, arrivate al punto che è così caldo che comincia a uscire,
assolutamente niente acqua, potete eventualmente prendere dell'altro olio freddo e andarlo a mettere. Ve lo posso dire per esperienza che anche nelle grandi cucine si dice sempre che il migliore estintore dell'olio caldo è l'olio freddo. Va bene, aspettiamo sempre 5-6 minuti e il risultato è ottimale. Davvero squisita questa ricetta. Allora, se ti è piaciuto il video lascia un like, lascia un tuo commento. Bene, non voglio offendere nessun pasticcere siciliano, nessuna nonna siciliana. Questa è la mia versione, io questi li faccio. Questa sicuramente sono una ricetta siciliana, ma ovviamente molto rispetto per tutti i pasticceri e i rosticceri siciliani che da anni e da generazioni fanno delle squisitezze uniche, quindi quelle originali sono sempre in Sicilia. Questa versione è una versione ottima da fare a casa. E grazie a tutti, ci rivediamo qui su Basilico Channel con tantissime altre ricette e vi ricordo che Basilico Channel è il profumo della buona cucina. Ciao!